Buongiorno a tutti, oggi è domenica 3 settembre, iniziamo la nostra seconda puntata dedicata agli europei di pallavolo maschile che si stanno disputando in questo momento in 4 nazioni e poi si sposteranno tutte in Italia nella seconda fase. Io sono qua quasi per miracolo, nel senso che ho avuto un piccolo infortunio e pensavo di non esserci, invece non potevo lasciare mia sorella sola perché avrebbe preso troppo spazio e quindi ho pensato bene di imbottirmi di antidolorifici ed essere qui con mia sorella e con Nello Greco, che presenterai. Nello Greco, che ovviamente campione d'Italia con la Paoletti nel 1978, Gabbiano d'argento, secondo posto al mondiale, che poi in effetti è l'anno che analizziamo oggi, e diciamo a oggi presidente onorario della Saturnia di pallavolo maschile, che quest'anno farà la Superlega. Allora, puoi dire qualcosa, Nello? Sì. Nello è arrabbiatissimo. È arrabbiatissimo, no, anche perché appunto volevamo entrare adesso. Dispiaciuto, volevamo diciamo subito. Perché? Innanzitutto mi fa piacere essere qui presente insieme a Donatella e Tiziana, perché naturalmente sono state sempre nel periodo d'oro della pallavolo catanese fra maschile e femminile delle diciamo, attrici molto importanti, con la Torre da Vita, allenata dalla mamma. E niente, quindi oggi mi hanno invitato a questa diciamo, trasmissione parlando di un argomento naturalmente molto importante per me, ma anche per loro, perché la pallavolo è stata una delle cose più belle finora della mia vita. Che abbiamo condiviso nella nostra vita. Della nostra vita. Perché diciamo Nello è un po' contrariato, ma anche diciamo anche molti pallavolisti, molta gente che segue la pallavolo, perché oggi l'Italia, diamo uno spazio un attimino all'Italia femminile, che anch'essa è impegnata con gli europei, che purtroppo non abbiamo potuto seguire per questo accavallamento, magari in seguito cercheremo di seguire anche la femminile. Perché? Perché oggi l'Italia, che si sperava dovesse fare la finale, dovesse competere appunto per il titolo europeo, purtroppo in semifinale ha perso 3-2 contro la Turchia, e quindi Nello forse vorrebbe dire qualcosa su questa partita. No, penso che come tutti noi italiani, in primis sportivi eccetera, e poi per noi pallavolisti è stata una delusione, perché naturalmente la squadra femminile io credo che ha le potenzialità per essere, ma lo è effettivamente, fra le prime 3-4 al mondo, per cui avere la vittoria a portata di mano e non saperla come al solito agguantare non certo lascia diciamo, molto contenti, la felicità per il risultato raggiunto. Però purtroppo nello sport ci sta anche la sconfitta e bisogna accettarla. Il discorso è che un po', insomma, siamo un po', come posso dire, straniti delle convocazioni, ma più che altro della sistemazione in campo della squadra. Ovviamente tutti noi vedere una giocatrice come Egonu, che è una delle giocatrici più forti del mondo, in panchina, insomma, un po' ha disturbato. Però ovviamente le scelte di Mazzanti sono queste, le rispettiamo, però ovviamente questa sconfitta ci lascia l'amaro in bocca. Non poter difendere il titolo sicuramente non è una cosa che... Non è piacevole. Ora ovviamente c'è da difendere la medaglia di bronzo e poi prepararci per le qualificazioni olimpiche che partiranno più presto. Sì, diciamo che l'Italia pallavolistica è un po' spaccata in questo momento, perché ci sono i pro Mazzanti, cioè quelli che sono a favore delle scelte del tecnico della nazionale, e quelli che invece gli vanno contro, perché il fatto di mettere in campo l'Egonu dopo 15 giorni che l'hai tenuta in panchina ci è sembrato un po' così. Anche le scelte, cioè, è chiaro che l'ingresso dell'Andropova, che ha lo stesso ruolo dell'Egonu, a mo' deve aver messo in crisi, perché dice: chi faccio giocare quest'altra, e quindi... Però bisogna anche notare che per esempio la Turchia, che ha avuto lo stesso, fra virgolette, problema di avere 2 fortissime come la Vargas, la naturalizzata cubana, e la Karakurt nello stesso ruolo, l'allenatore Santarelli, italiano tra l'altro, ha cambiato, diciamo, il ruolo, sì, ha cambiato un po' il modulo. D'altronde con giocatrici di questo livello, che una non si possa spostare al 4 o al 2, insomma, è anche un po' si fa fatica.
Non si sa. Comunque, adesso è andata. Direi anche che vedendo queste partite, guardando un po', leggendo anche gli articoli, eccetera, seppur non è diciamo, la mia idea pallavolistica, oggi la pallavolo moderna, sia maschile che femminile, viene prediletto sicuramente l'attacco, perché naturalmente è quello che poi decide la partita, perché quando la palla va messa a terra, va messa a terra. Per cui avere due attaccanti come la Egono e l'Antropova, come ha fatto appunto, come ha detto benissimo Tiziana, poteva essere una soluzione che avrebbe magari sparigliato le carte, e invece forse Mazzanti non ha avuto il coraggio di farlo, ma io francamente ho confessato qua a Tiziana Donatella che ieri a casa io ho detto chiaramente che Mazzanti alla fine di questo campionato europeo, se avesse una dignità di quella di valore, si dovrebbe dimettere. Perché, ha detto lui? Perché, sì, perché naturalmente una squadra come quella nostra italiana non possiamo accettare di perdere una partita. Tra l'altro si stava vincendo, cioè stavamo 2-1, 22-18 al quarto, quindi bastavano quei 3 punticini. Comunque. Adesso, come quando si gioca una partita, quando si gioca in partita una palla sbagliata, una palla persa, bisogna pensare subito alla successiva e dimenticare quello che è successo. Dimentichiamo questa semifinale sfortunata per certi versi e stiamo oggi, riguardiamo, speriamo che oggi l'Italia possa almeno prendere la medaglia di bronzo, che comunque è un risultato rispettabilissimo. Detto ciò, chiudiamo questa piccola parentesi della pallavolo al femminile e ci rituffiamo nella pallavolo maschile, che è proprio il centro e il clou della nostra trasmissione. E come ricorderete, la settimana scorsa avevamo questo piccolo, diciamo, spazio dedicato l'abbiamo chiamato collegamento con la storia, e oggi ospite graditissimo, il nostro ospite esterno appunto per questo spazio sarà Carmelo Pittera, con il quale ci colleghiamo immediatamente. Quindi eccoci adesso con il collegamento con la storia e che storia e chi abbiamo scelto come rappresentante di questo pezzo di trasmissione, se non il mitico professor Carmelo Pittera, che in collegamento internazionale, perché lui in questo momento è in vacanza in Grecia, ci ha concesso il permesso di disturbarlo stamattina. Buongiorno prof Pittera. Buongiorno, innanzitutto non mi avete disturbato, mi fa piacere ricollegarmi col mio passato, che è anche un presente, perché come tutti sanno sono molto amico della famiglia Pizzo in generale. In generale, un po' di tutto. Ora ha ereditato Piero come compagnia, siete compagni di vacanze. Sì, ormai siamo fissi in vacanza in Grecia insieme. Dai. Ogni anno in Grecia. Può essere l'anno prossimo faccio una scappata, non lo so. No, lo devi sapere. Lo devi sapere già da adesso. Vabbè, non possiamo, dobbiamo parlare di pallavolo, però non di vacanze. Dobbiamo parlare non più di vacanze, ma di pallavolo. E con lui, col professor Pittera, vogliamo parlare, non so se sta seguendo, spero di sì, gli europei maschili di pallavolo. Sa qualcosa? Ha sentito qualcosa? Ci può dire che ne pensa o no? O si è avulso completamente dalla storia? Ragazzi, tutti mi dicono che faccio parte della storia. Ma io normalmente mi organizzo le partite, li vivo, li studio, le faccio ancora, perché tra le altre cose io mi interesso di ricerca in senso lato, per cui per me è un piacere vedere le partite, programmarmele per conto mio, e la notte mi diverto invece di contare le pecore per dormire, mi faccio un po' di schemi, un po' di qualche cosa. Quindi è perfettamente sul pezzo. Sì, sono sul pezzo. È sul pezzo. E allora noi abbiamo visto le prime 3 partite dell'Italia, la prima l'esordio con il Belgio, e poi la partita, diciamo, molto molto semplice con l'Estonia, e la partita più impegnativa con la Serbia, ma tutti 3-0, l'Italia è andata liscia, tranquilla. Che cosa ci può dire di queste 3 partite, prof? Guardi, queste 3 partite erano nel cammino, nel senso che non sono squadre che ci può far vedere la vera Italia, no? Certo. Sono squadre, anche la Serbia, l'ultima importante che abbiamo fatto ieri,
non è la Serbia dei vecchi tempi, no? È una Serbia del Rifacimento. Questa è l'immagine. Che cerca la sua strada, però... Sì, stiamo vedendo qualche immagine, sì. Dal risultato possiamo dire che il cuoco Fefe, mi riferisco alla sua immagine di presentazione della famosa pasta, no? Sì. Il cuoco, ora è bello, in effetti ora si può chiamare il cuoco. Sì. Lei è sempre attentissimo, non le sfugge nulla. Vabbè, in questo lavoro non bisogna farsi sfuggire nulla, se no poi veramente dicono che sei la storia, no? Perché invece vorremmo tutti essere presenti. No, vabbè, ma stavo dicendo che sì. Per me è una squadra meravigliosa, no? Con i giusti cambi, con i momenti particolari che hanno risolto anche in queste partite facili. Per cui non dico niente per il futuro, però ecco, abbiamo due grandi nazionali, sia quella maschile che femminile. Quella femminile con qualche problema. Quella femminile con qualche problemino, sì, forse di troppo. C'è Nello che è un po'... Le voleva fare una domanda proprio sulla femminile. Professore, purtroppo io oggi, dopo ho visto la partita di ieri sera, sono diventato un giustizialista. Purtroppo ho forse estremizzato il problema sull'impeto, diciamo, del dispiacere, della sconfitta. E che è della testa di Mazzanti. Non so se Mazzanti, insomma, forse potrebbe anche avanzare una richiesta di dimissioni per se stesso. Lei che ne pensa? Non lo so. Lei che ne pensa? No, io lo dico perché alla luce di una sconfitta col Brasile, più o meno con lo stesso andamento della partita, francamente mi lascia perplesso. Punto. Sai, Nello, io vedo solo la partita dal punto di vista tecnico, no? Che se dovessi, che io ho letto tutti i pezzi di giornale, econo dentro, econo fuori, econo qua, econo là, certamente questo era il problema principale, ma ci sono altri problemi che forse non tutti vedono, no? Ci c'è una parte della partita dove la distribuzione non è stata come doveva essere. E sono d'accordo con lei. Siamo d'accordo. Come può essere influenzata questa cosa? C'è stato un momento in cui la ragazza Petrini, che è una giocatrice fantastica, non ha retto a muro il cambiamento che ha fatto quella giocatrice turca, la Vargas, cubana, sì, la cubana, Vargas, sulla linea, e lì forse ci andava qualche cambiamento sulla posizione dei muri, oppure cambiare qualche cosa, ma io, come ti dicevo, la vedo dal punto di vista tecnico, non giudico. Non fa il tifoso. No. Di solito sono tifoso, però in questa occasione, sia per la maschile quando saranno partite importanti, che quella femminile, l'ho giocata diverse volte la sera, no? Cioè se succede questo, cosa che sicuramente avranno fatto gli allenatori, in questo caso anche Mazzanti, o Fefe quando sarà il suo momento. Ecco, abbiamo imbrigliato la cubana in diagonale, che all'inizio non è passata niente, poi si è ripristinato il suo tran sulla linea, su questo, però lì noi siamo stati pochi attenti su quella palla là. Mi scusi prof se la interrompo, ma secondo lei questa formula ha un senso? Cioè fare 5 partite, secondo me è completamente inutile giocare su una partita sola un europeo? Cioè che senso ha? Infatti questa partita qua poteva essere la finale, poteva essere, con un altro sistema di gioco. Cioè abbiamo giocato con la Svizzera, con la Spagna, con la Francia. Lo so, dobbiamo tener conto che purtroppo ormai la pallavolo ha assunto le dimensioni della distribuzione dei pani e dei pesci, perché bisogna accontentare tutti. Per cui è diventato un circo equestre, secondo me. Torniamo un attimo al collegamento con la storia. Le decisioni necessarie perché per gli sponsor, per la televisione, per tante situazioni,
basket? no, io non conosco, però che vanno verso questo atteggiamento di portare. La formula non mi piace. Sì, infatti la formula è brutta. No, la formula, rubo l'idea a mia sorella, che ne parlavamo l'altro giorno, potrebbe essere di fare 2 gironi, diciamo, con le teste di serie da una parte e le squadre, diciamo, un po' più un po' meno forti dall'altra, dalle quali, cioè da questo girone di meno forti, magari far uscire fuori le vincitrici che poi possono incontrare anche le squadre più forti, in modo da fare giocare molto di più le squadre con pagine al loro livello. Cioè l'Italia poteva fare un girone, non so, con la Polonia, con la Francia, fare un girone e poi su quella classifica fare un passaggio successivo. Giocarsi l'europeo su una partita, ma lo stesso sarà per i ragazzi, con questa formula iniziale di questi tutti contro tutti, questo round robin si chiama, con squadre che veramente non hanno senso, secondo noi continua a avere poco senso. Ma comunque lasciamo un attimo il presente, torniamo al passato, però noi dobbiamo, siccome abbiamo dedicato dovremmo dedicare questa seconda puntata, come abbiamo fatto con le Universiadi del 70 nella puntata precedente, questa è la puntata dedicata al mondiale del 78, dove Nello era in campo, il prof era a capo di quella fantastica squadra, e quindi vorremmo un ricordo da entrambi di quella famosissima, del Gabbiano d'Argento, quello che poi è diventato. E noi eravamo ovviamente sugli spalti, noi siamo sempre a guardare. Prof. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, io esamino le partite e ho fatto 3 o 4 errori bestiali contro la Russia. È inutile dirlo, ormai in passato. Ma la certezza anche su questo non ce l'abbiamo, prof, quindi non credo che per lei deve essere un rammarico, perché attualmente ma vedi, la certezza è che il famoso, cosa ha detto lei, 2 più 2 ha fatto 5 quello con Cuba. Quella è una certezza, il resto credo che sia soltanto una supposizione tecnica che giustamente lei o chiunque altro poteva fare, però ma quali sono questi errori? Non c'è nessun rischio. Vogliamo sapere almeno uno di questi errori. Qual era? Almeno uno di questi. Dovevo levare l'arma di Pupo Dall'Olio alla Russia, fare giocare Tony Alessandro. Ecco, lo dico qua dopo 50 anni. No, 50, un po' meno. Una situazione di questo tipo. Abbiamo capito. Dovevo fare altre scelte, però, come giustamente dice Nello, parliamo del 2 più 2 deve fare 5, perché la notte prima ero stato a parlare con il mio amico Herrera e in effetti Cuba era più forte di noi, però la spinta psicologica e il pubblico e tante altre cose ci hanno messo in condizione di poter... Professore, posso dire la mia? Io, vedendo un po' la pallavolo anche di oggi, moderna, eccetera, perché me la guardo anch'io come lei sempre, io le posso dire una cosa, io ho fatto la mia riflessione sulla base della pallavolo di oggi. Non è vero che noi eravamo meno forti di Cuba, anzi forse noi il secondo posto ce lo siamo meritati alla grande, perché lei come allenatore intanto ha costruito una squadra che è più unita di quella, io credo che ne abbiamo viste poche, e poi le posso dire che la pallavolo di allora per me era molto più tecnica di oggi, e la nostra era una squadra di giocatori che, anche se ero io 1,78, Fabio Innocenti 1,80 e quello e quell'altro, poi avevamo dei grandi altri giocatori che tecnicamente erano fortissimi, quindi Cuba non è che ha perso perché noi abbiamo vinto per caso, perché noi ce la siamo Nello è proprio è agonista al massimo. Sì, perché io vedo la tecnica di oggi è la pallavolo strettamente fisica. Diciamo così, dal punto di vista tecnico è una squadra preparata bene, questo me lo dico da solo. Il problema della fase emozionale, 15.000 persone, cubani lì stonati così, e questo secondo me ci ha dato un grosso aiuto, tenendo conto del fatto che il Gabbiano d'Argento è stato l'apertura della pallavolo occidentale, della nuova pallavolo occidentale, perché ci hanno seguito in tanti. L'Occidente non aveva mai raggiunto questi successi, ma non
solamente perché abbiamo fatto la medaglia d'argento, ci sono i sistemi di allenamento, ci sono dietro tante cose. E quindi dovete essere orgogliosissimi. È una cosa che io credo che tutti quelli che hanno fatto pallavolo in quel tempo o dopo non dimenticheranno mai. Cioè, il Gabbiano d'Argento è veramente rimasto nel cuore di tutti e, come dice lei, probabilmente ha cambiato la pallavolo, che poi ci ha portato ai successi successivi non si può dire, però lo dico lo stesso. Donatella, Volle 85 l'abbiamo costruito noi. Certo, assolutamente. Il Ponte Lasco ci ha messo la ciliegina d'oro, però 8 anni di lavoro con questi ragazzi giovani, così che i primi fenomeni, perché ora questi che ci sono potremmo chiamarli secondi fenomeni, cioè la Federazione Italiana sempre, io penso che continuerà su questa strada, ha creato come si dice, dei club, dei margini. Club Italia, certo. L'attività giovanile, infatti abbiamo titoli giovanili, abbiamo dei assolutamente. Penso forse perché sono tifoso in questo momento, che la Federazione Italiana Pallavolo sia una delle più grandi federazioni al mondo. Va bene, prof. Allora, dopo questa puntata che abbiamo fatto nel passato sia con Nello che con il prof Pittera, lo lasciamo alle sue vacanze greche. Faccia un bagno anche per noi. E quindi lo ringraziamo per la sua presenza, la sua disponibilità. E noi continuiamo con il nostro magazine. Grazie, prof. Grazie, prof. Arrivederci, a presto. Arrivederci. E complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Arrivederci. Benissimo, abbiamo appena salutato il professor Pittera dalla Grecia e collegandoci appunto con quello che ci ha un po' accennato lui, il fatto del 2+2, il famoso 2+2 doveva fare 5 della vittoria con Cuba, apriamo la nostra rubrica che proprio così ho voluto chiamare, 2+2 ha fatto 5. Prego. La tua rubrica, non la nostra, la tua, perché va bene, la mia, la nostra, tanto siamo sorelle, no? O no? Sì, certo. Siamo le famose, mitiche, uniche sorelle Pizzo. Le sorelle Pizzo. E quindi questa rubrichetta dei numeri che mi sono riservata io perché, come dicevo, sono un po' fissata. Allora, il primo numero importante che voglio sottolineare, voglio portare alla vostra attenzione è il numero 200. Perché 200? 200 sono le presenze in nazionale del mitico Simone Giannelli, che è il regista della squadra, lo sapete tutti, ed è veramente un giocatore stratosferico e non a caso è un palleggiatore, come dico, dipende tutto dall'alzata perché continuo. E come ha sottolineato ieri Fabio Vullo, 200 presenze a 27 anni, considerato il ruolo, cioè può fare grossi numeri. E li fa. Cioè, è veramente un giocatore che è in grado di trasformare la squadra, cioè se tu lo metti in qualsiasi squadra, tu metti Giannelli, veramente la porta a livelli eccetera. Questo è il primo numero, 200. Poi da quel poco che abbiamo visto comunque in TV abbiamo notato che questa nuova possibilità di conoscere la velocità del pallone in battuta, cosa anche questa che tecnologicamente per noi era impensabile. E la battuta, diciamo quella dell'Italia, stiamo parlando solo delle squadre italiane, la battuta più veloce, più potente, dovrebbe essere stata quella di Micheletto nella partita contro la Serbia, della quale possiamo vedere qualche immagine. La sua battuta più veloce ha toccato la mitica quota di 125 km all'ora, solo che però la battuta è andata fuori. Quindi non ci serve quindi battere diciamo forte. che ha un valore abbastanza relativo. Un'ultima cosa sempre riguardo ai numeri, la voglio dedicare ai risultati che ci sono stati non solo nel girone dell'Italia, che comunque pare quello meno equilibrato, nel senso che le due squadre, Italia e probabilmente Serbia, i risultati sono tutti 3-0, non ci sono state partite complicate, mentre nel girone D ci sono stati ben 4-3-2, a mostrare quanto sia equilibrato il girone, dove abbiamo il Portogallo, Turchia, Grecia, Romania e Francia e Israele. Quindi a parte la Francia, le altre si sono un pochettino
un pochettino diciamo equilibrate, spartite. Forse Israele, che ha già vinto 2 partite 3-2, potrebbe prendere il secondo posto. Adesso questo ma in questa rubrica dei numeri non è che per caso c'hai i numeri dell'8, no, no, numeri dell'8 non te ne occupi, no, peccato, no, perché sai, uno sente rubrica dei numeri, numeri magari da un occhio, magari avessi questa abilità, ma purtroppo ancora non ci siamo arrivati. Quindi questi sono i numeri di questa prima volta di cui ci occupiamo dei numeri, perché nella prima non ne avevamo parlato. E quindi 2 più 2 continua per noi a fare 5 e concludiamo con i pronostici della seconda fase. Comunque io ho detto Italia-Belgio 3-0 e Italia-Belgio 3-0 e va bene, hai indovinato un risultato. Secondo me dico non me la voglio tirare, ma detto 3-1. Io mi sbilancio, finale sì. Italia-Polonia. Tu? Sì, potrebbe essere il ritorno del finale mondiale, che sicuramente alla Polonia non è calata. Esatto, dai, sbilanciamoci, dai. Tu che dici? Potrebbe essere una rivincita, ma speriamo che invece una rivincita che va al nostro vantaggio. Al nostro vantaggio. Rivincita nel senso che vinciamo sempre noi. No, io ho una chance alla Francia. Alla Francia la vorrei dare, quindi non metterei diciamo nella... bisogna dare anche gli incroci poi. Esatto, adesso perché appunto... Parlando delle prossime partite, ne parliamo appunto con Nello. L'Italia finirà la fase iniziale a 2 incontri domani contro la Svizzera e mercoledì contro la Germania, sicuramente saranno 2-3-0 e poi si va alla fase successiva agli ottavi di finale che incrocia. Allora io la cosa che temo per questi campionati europei è che sicuramente noi con l'Italia, con i risultati che ha avuto, non è più un outsider, ma è ovvio che invece è una delle principali attrici per questo risultato. La Francia e la Polonia hanno pagato lo scotto, secondo me, di considerare la nazionale italiana fatta di giovani, quindi che magari potevano... L'hanno un po' sottovalutata. Hanno sicuramente sottovalutata, soprattutto la Francia, perché naturalmente i francesi hanno questa spocchia che naturalmente non finisce mai, e quindi l'hanno pagata cara. Invece mentre la Polonia, ricordandomi la partita appunto alla finale avversaria, nonostante tutto il tifo, alla fine forse la paura di perdere quel titolo gliel'ha fatta perdere in maniera definitiva, perché realmente non gli poteva sfuggire questa vittoria in casa con un pubblico come quello che avevamo visto, e quindi a un certo punto gli è venuto proprio il terrore negli occhi, braccino corto, che la partita gli stava sfuggendo di mano, mentre i nostri ragazzi tutt'oggi, essendo dei giovani, giocano senza la pressione di una responsabilità che potrebbe essere invece a gente un pochino più matura, e quindi si giocano la partita in maniera spavalda, senza temere il muro, temere giocano così. E quindi questa è un'arma per loro vincente senz'altro, a parte veramente la capacità tecnica che hanno. Sì, io l'unica cosa che vorrei sottolineare, per parlare un pochettino più approfonditamente di questa Italia, di alcune novità. Ci sono i centrali che sono stati una sorpresa, nel senso che c'è stato Galassi che ha dovuto entrare, diciamo, in corsa prendendo il posto di Anzani, che purtroppo sta lottando contro degli importanti problemi fisici. Però devo dire sia Russo che Galasso si sono ben difesi. Tra l'altro di Russo abbiamo notato ha cambiato completamente la battuta, nel senso che prima salto flotto, la partita, ogni volta che batteva lui c'era un primo tempo praticamente nei 2 metri e mezzo. Adesso invece, nonostante sia un centrale, perché dicono che i centrali non possono battere, non si sa perché, invece lui ha battuto veramente bene. Perlomeno, a mio giudizio, la caratteristica della battuta di Russo è che è una battuta che fino alla fine non si capisce se farà la battuta flotto o la battuta salta. Per cui naturalmente è una battuta che sorprende l'avversario sicuramente. E poi invece una bella consapevolezza raggiunta dalla Via, che pur essendo giovane è veramente una certezza. Del palleggiatore
abbiamo già detto. Di Balaso si dice che è il miglior libero che abbiamo adesso sul momento in campo, quindi la squadra è veramente competitiva. Un'ultima, sto parlando tantissimo. No, niente, vabbè, non ce la puoi fare. Basta, ti stoppo io. No, aspetta. Time out, basta, rilassati. Io lo sapevo che c'erano troppe cose da dire. Non le puoi dire tutte. Non le avrei dette tutte. Io un'ultima cosa la devo dire per forza. Tu sai di cosa parlo. Parlo del cosiddetto mani fuori. Sì. E qui chiedo lumi anche Annello. Io vorrei capire perché i cronisti delle partite di pallavolo, ogni volta che c'è un attacco e va sul muro e va fuori, dicono mani fuori. Mani fuori è un'azione ben specifica che noi conosciamo. Ben specifica, che noi sappiamo, noi conosciamo molto bene, anche perché i muri che dovevamo passare erano sempre molto più alti di noi. E quindi era un'azione voluta, cioè io tiro sulle mani del muro indirizzandolo in modo tale che il rimbalzo vada fuori, ma consapevolmente. No, che io tiro dritto per dritto con il massimo della mia forza, sbatte il muro, sbaglia questa cosa ogni volta il muro sbaglia l'inclinazione e la palla va fuori. Non è un mani fuori, quello non è un mani fuori. Siete d'accordo o no? Sì, io sono d'accordo, però siamo anche in chiusura, sì. Assolutamente, e ci manca una battuta del presidente onorario della Saturnia, pallavolo di casa nostra. Giusto, esordio fuori, mamma mia, dove? Come tutte le matricole sicuramente è sempre fuori difficile. Casa e con una partita piuttosto pesante. ostica, quindi si gioca a Perugia, eccetera. Ma niente, io vorrei dire soltanto questo. Innanzitutto io sono felicissimo che Catania è tornata ad avere un campionato che forse per me è il campionato più bello al mondo, più importante a livello maschile, e quindi la città di Catania ha avuto questa fortuna, perché è un colpo di fortuna. E ne dobbiamo approfittare. E sicuramente ne possiamo essere anche onorati, perché non la Lega ha scelto Catania come diciamo sostituire il Vibo Valencia, perché rappresenta una città dove la pallavolo è stata sempre uno del punto di riferimento proprio a livello sportivo, quindi questo deve essere un punto d'onore per tutta la città. Io spero che Catania segua la Saturnia e che fa altre cose. Credo che ci darà anche delle soddisfazioni, perché ho avuto modo di conoscere dei giocatori recentemente a una cena dove c'è tutta la squadra, e quindi invito i catanesi a seguire la Saturnia. Quindi doppio appuntamento, noi ci vediamo venerdì 8 settembre a chiusura della prima fase, sì. E in anticipo rispetto al primo ottavo di finale. E invece con la Saturnia primo appuntamento al Pala Catania, che speriamo sia prima possibile Pala Liliana Pizzo. Dovrebbe essere intorno al 27 di ottobre. Perché il campionato inizia il 22. Sì, perché la prima è fuori a Perugia, abbiamo detto, esatto. E quindi tutti a vedere la Saturnia Farm Italia, mi raccomando, e tutti a vedere la prossima puntata di Dipende tutto dall'alzata. Grazie a tutti, arrivederci. Buongiorno. Ciao.